Pronti? 1, 2, 3. Buono questo segnale con veloce Caribalilla impensierito al largo da Amos Rab e da Ultras Griff. Amos Rab che si ritrae in corda, Ultras Griff che prova ad insistere. Caribalilla Numero che ha preso 10 Birbadal squalificato. Fa intendere di squalificato. voler correre al comando Maurizio Cheli. Si deve ritrarre in seconda posizione in corda Ultras Griff avanti ad Amos Rab, poi Xenox B, quindi Buttafuoco. Precede il resto del gruppo Zuve, TCC, SM. Partito bene Valentiniano che per il momento però rimane allo scoperto. Si viene al passaggio davanti alle tribune, il primo quarto di gara in 38 con Caribalilla che rallenta il ritmo. Il gruppo è disposto in fila indiana con la sola eccezione di Valentiniano che è accanto ad Amos Rab in quarta posizione. Xenox B lo segue, poi Buttafuoco, ancora Zuve TCC, SM, quindi tutti gli altri, anche Kanaka OP in corda, mentre prova l'avanzata esterna a Stecca Dimar. Frazione molto tranquilla in 16-8 per la curva di destra, sulla retta opposta alle tribune lieve accelerazione, 15-7, 1-3-3 per il primo giro di gara. Caribalilla al comando, Ultras Griff nella sua scia, di fuori Valentiniano in corda Amos Rab, poi Xenox B, quando i primi 1000 metri di gara se ne vanno in 1.19.4. Caribalilla a menardanza a ritmo blando, Ultras Griff nella sua scia, Valentiniano di fuori, con in scia Kanaka OP che ha anticipato la risalita esterna da parte di Astecca Dimar, il quale è seguito da Zuve TCCSM, poi All About B, 14.9 davanti alle tribune, segno che Caribalilla inizia ad accelerare per provare a mettere in difficoltà il treno esterno. In corda rimane Ultras Griff che precede Amos Rab, 15-1 la curva di destra, Caribalilla in vantaggio, Valentiniano che prova a non perderlo di vista e scende secondo alla corda sul calo da parte di Ultras Griff dalle retrovie, prova a venire via Stecca Dimar anticipando le mosse di Zuvetti CSM che sbaglia. Il miglio in 2-4 da parte di Caribalilla che è in vantaggio, Valentiniano nella sua scia, poi Kanaka OP che passa in terza posizione, ancora Stecca Dimar, quando siamo ormai all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Caribalilla è in vantaggio, Valentiniano e Kanaka OP nelle sue tracce, poi a Stecca Dimar, Caribalilla in vantaggio, Valentiniano che prova a spostare all'esterno, va di dentro Kanaka OP, Caribalilla che è ancora in vantaggio nei confronti di Valentiniano che ci prova, Caribalilla che è stanca, insiste Valentiniano sul palo, stampa Caribalilla, poi Kanaka OP, quindi Amos Rab al quinto dovrebbe essere Amore Stecca, ma è da rivedere. 30,5 da arrivare, 1,17,5 ragguaglio cronometrico, il percorso esterno vincente di Valentiniano, Luca Lovera per il training di Papà Marino, i colori della scuderia Overdrive, successo alla maniera forte del 10 anni da Libeccio Griff, che gira di fuori tutta strada, si parcheggia lì per 200-300 metri e torna di fuori in retta arrivo, giusto per giustiziare Caribalilla che aveva fatto quasi tutto bene, gli sono mancati gli ultimi 20 metri. Al primo lotto di Valentiniano, al secondo il 4 di Caribalilla, poi il 6 di Kanaka OP per completare la tris, ancora il 9 di Amos Rab per completare il quartet e quindi il 12 di Amore Stecca per completare la combinazione quintet. Tutto questo ovviamente salvo errori, omissioni, interventi della giuria. Successo di Valentiniano, Luca Lovera, Marino Lovera, la scuderia Overdrive.